L'ascolto, buon pomeriggio. A 's-Hertogenbosch in Olanda, la penultima tappa della Lega dell'Europa occidentale della Coppa del Mondo di salto ostacoli, il più prestigioso circuito al coperto. 10 eventi sono stati già disputati e molti cavalieri cercano ancora i punti per l'accesso alla finale, prevista a Kuala Lumpur in Malaysia. Occupiamoci di questo Gran Premio al quale si sono qualificati 37 binomi dopo la prova a tempo del venerdì. È una categoria mista coi netti ammessi al barrage. Siamo a metà del percorso base e in campo per l'Olanda Piet Ruymakers Junior con Van Schinel Raschin, cavallo annoverano, cavallo intero di 11 anni. I direttori di campo Frank Motterberger e Luis Manix hanno previsto per questo percorso base un tracciato di 420 metri, la velocità è di 350 metri al minuto, il tempo accordato 72 secondi. 12 ostacoli per 15 salti, comprese due combinazioni, una gabbia e una doppia gabbia. E Piet Ruymakers va a completare il suo percorso senza errori. È il quarto netto del pomeriggio. In precedenza avevano fatto altrettanto il tedesco Marco Kutscher con Cash, l'olandese Jürgen Stamford con Octavia e il giovane inglese Ben Maher con Nico. Il percorso base era stato aperto proprio dall'unico portacolori italiano, Juan Carlos Garcia, in sella a Toronto Van de Paderborn. Si è ritirato dopo aver commesso 4 errori. Ricordiamo però che Juan Carlos Garcia si è già praticamente qualificato per la finale di Kuala Lumpur, grazie alle imprese dell'intramontabile Albin. Adesso per la Svizzera un nome importante, quello di Markus Fuchs, che monta Nirmet, una femmina di 11 anni, figlia di Ramiro. Markus Fuchs, cavaliere di grande esperienza, nato nel 1955, ha partecipato a 5 edizioni dei Giochi Olimpici, per lui anche un argento ottenuto con la squadra a Sydney in sella a Tinkas Boy, un cavallo con il quale ha ottenuto anche la vittoria nella finale di Coppa del Mondo a Göteborg nel 2001. Non si qualifica per il barrage Markus Fuchs, presente a 's-Hertogenbosch con uno dei suoi saltatori di riserva. Parte intermedia del tracciato, sono 8 le penalità per il cavaliere svizzero che è andato ad affrontare la doppia gabbia. L'ultimo verticale, rimangono 8 le penalità nel tempo di 67 e 69. La regia olandese ci ripropone uno degli errori del cavaliere elvetico. Gli ostacoli hanno un'altezza massima di 1,60 m. E adesso sarà la volta di uno dei grandi dell'equitazione mondiale, il tedesco Ludger Beerbaum, che monta Gladys, una femmina dal mantello Sauro di origine tedesca, ha 14 anni ed è nata in Westfalia. Ludger Beerbaum, medaglia d'oro individuale a Barcellona, affronta un percorso che comincia con 2 Oxer,
poi al 3 troviamo il primo dei verticali, un altro dritto al numero 4, il verticale che ricorda la Federazione Equestre Internazionale, poi una piegata a mano destra per affrontare un Oxer che immette sulla prima delle due combinazioni la gabbia numero 6, un verticale in entrata e un Oxer in uscita. Ecco l'ostacolo Fei, superato anche questo Oxer in blu, bene sulla gabbia, e questa addirittura è abbastanza impegnativa con la combinazione e poi il muro che avete visto superare dall'atleta tedesco senza affanni anche sul seguente passaggio di sentiero e sul verticale numero 9. Adesso la doppia gabbia, due larghi e un dritto, una gabbia rustica, superato anche il verticale di barriere. Ancora un ostacolo per Ludger Beerbaum, concentrazione di fronte al verticale che è superato in surplus, dunque è il quinto qualificato per il barrage. Marco Kuscher Germania, Jürgen Stenfert Olanda, Ben Meyer Gran Bretagna, Pete Reimakers Olanda e lo abbiamo appena visto Ludger Beerbaum per la Germania. Soddisfatto Ludger Beerbaum, che lascerà spazio ora al connazionale Alois Pollmann Schweigstort, che monta Candy, femmina Holsteiner, altra cavalla di origine tedesca. Eccolo inquadrato Pollmann, classe 1964. Per lui successi intorno alla metà e alla fine degli anni 90, ricordiamo vittoria in Gran Premio a Neumünster, poi anche alla Ball Düsseldorf, a New York, cavaliere che ha accumulato una discreta esperienza. La situazione nella Lega Occidentale Europea di Coppa del Mondo vede al comando dopo 10 tappe, intanto abbiamo visto il primo errore dell'atleta tedesco, Robert Smith per la Gran Bretagna con 75 punti. In seconda posizione l'olandese Gerco Schröder con 85, Gerco è stato il più veloce nella categoria di qualificazione per questo premio. Poi al terzo posto un sorprendente Thomas Fruman, 63 punti. Rimangono 4 le penalità di Alois Pollmann. In quarta posizione Beat Mendley per la Svizzera, 56 punti. Quindi Meredith Michaels Beerbaum, Germania, 54 punti. E in sesta posizione nell'elite internazionale Juan Carlos Garcia con 53 punti. Juan Carlos, colombiano di Bogotà, ha ottenuto la cittadinanza italiana poco prima dell'Olimpiade ateniese e in questa stagione ha ottenuto risultati ottimi con Albin, in particolare ricordiamo la vittoria nella tappa francese di Bordeaux. Come detto, già qualificato per la finale che per la prima volta nella sua storia sarà ospitata dal continente asiatico. Altro cavaliere importante adesso per la Germania, Marcus Henning, monta Cinderella, femmina di 14 anni. Marcus Henning è nato nel 74, a Sydney medaglia d'oro in sella for pleasure con la sua squadra.
già assaporato il gusto della vittoria nella finale di Coppa del Mondo, precisamente nel 2003 a Las Vegas. In quella circostanza montava Anca. Procede con passo sicuro anche sulla prima delle due combinazioni, superato anche il muro. Nessuna esitazione sulla doppia gabbia. Parte conclusiva del percorso per Cinderella, che si sta comportando molto bene, assecondata alla grande da Marcus Henning. È il sesto binomio qualificato per il barrage e dunque sarà un barrage a forte connotazione tedesca, come spesso accade nel circuito internazionale. La regia non ci può riproporre errori perché non ce ne sono stati. Vediamo uno dei momenti più complessi del tracciato, con gabbia e muro. Sorride Marcus Henning ed ora tocca all'olandese Vincent Voorn, che monta Armani. Cavallo di 9 anni dal mantello grigio. Vincent Voorn, classe 1984, una tradizione di famiglia da continuare. Si è distinto recentemente a campionati europei juniores, vincendo nel 2005. Dunque un giovane di sicuro talento. Per quanto riguarda le tappe precedenti della zona dell'Europa occidentale, vi ricordo che il primo a vincere era stato Engemann nella tappa di Helsinki, poi ad Oslo Gerko Schröder, a Verona al termine di un barrage davvero entusiasmante Albert Zuhr per l'Olanda. Quindi Marcus Henning a bersaglio a Stoccarda, poi ancora Thomas Fruman che ha vinto a Ginevra, Robert Smith il migliore a Londra, quindi il sigillo di Pia-Louise Aufrecht a Mechelen in Belgio. Intanto per Vincent Voorn abbiamo visto è sfumata la possibilità di qualificarsi al barrage. Eravamo rimasti all'ottava tappa, quella di Lipsia, ancora un successo da parte di Thomas Fruman, non più giovanissimo ma sempre competitivo. Quindi a Bordeaux lo abbiamo ricordato, il successo prestigioso di Juan Carlos Garcia e di Albin. Quindi a Vigo in Spagna la terza vittoria stagionale per Thomas Fruman, che nonostante le 3 vittorie di tappa non è in testa alla classifica. Meglio di lui ha fatto l'inglese Robert Smith in splendida forma da qualche tempo. Dopo Vincent Voorn un altro olandese, ne vedremo 4 di seguito. Ora tocca a Piet Rijmakers che monta Now or Never, adesso o mai più, però possiamo dire mai più perché è già arrivato il primo errore per questo cavaliere nato nel 1956.
non è un pomeriggio indimenticabile per più trymakers che opta per il ritiro dopo i primi due errori. Non è un percorso facile, ma d'altronde siamo a livelli massimi per quanto riguarda i circuiti indoor e dunque è giusto che sia così. Difficoltà disseminate un po' ovunque, come è consuetudine per i direttori di campo più apprezzati nel vecchio continente. Abbiamo visto affrontato in malo modo quell'ultimo ostacolo e adesso tocca a Leopold Van Asten, ancora per l'Olanda, in sella Think Twice, una femmina dal mantello grigio di 14 anni. Anche questa cavalla arriva dalla Germania, è un Holsteiner. È ovvio che tra i partenti ci siano tanti olandesi, fanno valere il fattore campo, almeno ci provano, molte speranze, i tifosi, gli appassionati ripongono in Gerko Schröder, che sarà proprio l'ultimo a entrare in campo, essendo stato il più veloce nella categoria a tempo. Abbiamo già registrato intanto il primo errore per Leopold Van Asten. Superato il verticale in bianco e viola, Sertogenbosch, una località da sempre molto vicina al settore del salto ostacoli, c'è una grande tradizione, non a caso le tribune sono letteralmente gremite, pubblico caloroso ma anche molto composto e competente. Vi ricordo che campionessa in carica, avendo ottenuto il successo nell'edizione del 2005, Meredith Michaels Berbaum, che vedremo impegnata anche oggi a Sertogenbosch. Intanto conclude con 8 penalità nel tempo di 68 e 78 Leopold Van Asten, che non farà parte dell'episodio conclusivo di questa categoria mista. È piacevole constatare che un binomio italiano sarà qualificato per la finale verso la fine di aprile. Certamente Albin è un cavallo che sta attraversando una seconda giovinezza, ha superato i 18 anni, ma è estremamente integro e chissà che possa regalare alla nostra equitazione una soddisfazione supplementare. Adesso tocca ad Albert Suer, ancora per l'Olanda, monta Okidoki, castrone baio di 10 anni, di origine olandese. Abbiamo già detto che Albert Suer si è imposto nella tappa veronese, quella inserita nell'ambito della Fiera Cavalli, unica tappa italiana di Coppa del Mondo da diverse stagioni. In quella circostanza riuscì a mettere in riga avversari molto accreditati al termine di un barrage davvero combattuto. Albert Suer, classe 1975. Per ora 6 i qualificati al barrage. Per ora la metà di questi 6 sono tedeschi, d'altronde la Germania
rappresenta una vera e propria superpotenza nel settore del salto ostacoli. Avete sentito come il pubblico abbia sottolineato con un brusio di disappunto l'errore di Albert Suer, un errore evitabile che però non gli consente di entrare in barrage. Peccato. Ovviamente ci teneva a fare bella figura di fronte al proprio pubblico. Okidoki, come spesso accade, ha fornito un rendimento abbastanza costante. Peccato per quell'unico errore che la regia ci ripropone proprio sull'elemento intermedio della doppia gabbia. Esce dal campo ostacoli Albert Suer, adesso tocca a Patrick McEntee per il Belgio. Monta Sherry Muri Harry, castrone di 11 anni. Patrick McEntee è nato nel 1974, secondo con la squadra ai campionati europei Young Riders nel 95. L'anno precedente nella stessa manifestazione aveva ottenuto 2 quarti posti sia a livello individuale che con la squadra. È già arrivato comunque il primo errore. Alcune altre leghe si sono già concluse e dunque si conoscono già i nomi di alcuni qualificati per la finale di questa Coppa del Mondo. Invece per quanto riguarda l'Europa occidentale, dopo 's-Hertogenbosch ci sarà l'ultima frazione a Göteborg dal 13 al 16 di aprile e poi la finale, come detto, in Malesia a Kuala Lumpur dal 26 al 30 di aprile. Aveva cominciato con il piede sbagliato McEntee, invece poi il percorso in seguito è stato ottimo, un errore piuttosto banale e evitabile, rimane isolato, comunque 4 penalità per il cavaliere belga. La regia impietosa, però sempre puntuale, ci ripropone proprio quell'unica sbavatura. Largo ora un'altra amazzone, si tratta di Pia Louise Aufrecht per la Germania. Monta a Brisca, una femmina di 12 anni con la quale è molto affiatata, spettatori giovani intanto sulle tribune. Pia Louise Aufrecht a bersaglio in Belgio nella tappa di Mechelen. Amazzone è nata nel 1977 che fra i suoi risultati vanta una vittoria in Coppa delle Nazioni a Poznan nel 99. Errore in uscita dalla gabbia. Poi l'amazzone tedesca sembra aver ripreso la giusta rotta di crociera, anche se c'è un piccolo rischio su quel largo appena affrontato, bene sul verticale di barriere. E ora è attesa dalla doppia gabbia. Un intervento piuttosto energico e poi era inevitabile l'errore sull'ostacolo seguente, c'è anche una caduta che porta all'eliminazione. Pia Louise Aufrecht si era accorta probabilmente
della deconcentrazione di Abrisca. Aveva tentato di intervenire ma troppo tardi, il rifiuto, la disobbedienza, poi cerca di aggrapparsi al collo della propria saltatrice. Non ci sono danni né per l'animale né per l'amazzone tedesca. Si conclude tutto con un sorriso e la regia ripropone la piantata, il rifiuto, la disobbedienza di Abrisca e poi la seguente acrobazia. Eliminazione per Pia-Louise Haufrecht e adesso tocca al francese Philippe Léonie, che monta una cavalla noverana di 12 anni che si chiama Cirenaica. Philippe Léonie, 47 anni, ha partecipato a 23 Coppe delle Nazioni con la sua squadra, vincendo 5 volte. Ha partecipato nel 2005 alla finale della World Cup a Las Vegas, concludendo al 20° posto. Francesi che devono rinunciare a un loro cavallo di punta, l'Ebdesef, cavallo di Bruno Bruxol, che aveva vinto a Milano proprio la finale della Coppa del Mondo e poi si era infortunato gravemente. Difficile quel passaggio, gabbia muro. Philippe Léonie non è il primo a cadere in quella trappola e sfuma dunque la possibilità di giocarsi la vittoria al barrage. Un barrage che si preannuncia come di consueto infuocato, anche perché per il momento abbiamo la qualificazione di alcuni binomi eccellenti. Replicato l'errore, ora ha ben poco da chiedere al suo percorso Philippe Léonie, che conclude con 8 penalità nel tempo di 67 e 74. Scivola indietro. Adesso per l'Austria, mentre rivediamo uno degli errori del cavaliere transalpino, per l'Austria Gerfried Puck, che monta Ritzend Blaker, cavallo che viene dalla Westfalia e ha 11 anni. Puck, classe 1973. Probabilmente la sua stagione migliore il 2000, con una vittoria nel Gran Premio a Monza, Montichiari, naturalmente concorsi minori. Errore sul primo elemento della gabbia. Adesso c'è il muro da superare. Bene. Austriaci che hanno lasciato il segno nella finale di Coppa del Mondo. 3 vittorie per Ugo Simon, mitico Ugo Simon, che era stato il primo a vincere nel 1979 con Gladstone e poi aveva replicato in sella a E.T. E poi lo stesso Thomas Fruman, estremamente in forma quest'anno, si era imposto nel 1992 in sella a Genius. 12 le penalità e poi un rifiuto proprio sull'ultimo ostacolo. Vediamo se il cavaliere austriaco tornerà sui propri passi per affrontare l'ultimo verticale oppure opterà per il ritiro. No, ci riprova, supera l'ultimo ostacolo, però c'è anche un'infrazione di tempo e sono 20 in totale le penalità.
Vi ricordo che il tempo accordato è di 72 secondi. E vediamo ancora uno dei momenti di imbarazzo del binomio austriaco, mentre è già pronta la campionessa in carica, vale a dire Meredith Michaels-Beerbaum, monta l'anno verano Checkmate, 11 anni, Baio Oscuro. La regia si sofferma sul momento di imbarazzo, di difficoltà di Gertrude Puck ed eccola inquadrata. Meredith Michaels-Beerbaum, americana di nascita, tedesca per matrimonio, ha sposato Markus Beerbaum, è nata nel 1973, seconda nella finale di Milano con Shutterfly, poi con lo stesso cavallo vittoria a Las Vegas nel 2005 con la squadra, medaglia d'oro ai campionati europei di San Patrignano lo scorso anno, un oro che aveva già ottenuto a Ixted nel 99. Vediamo se anche Meredith raggiungerà il barrage di Gran Lena, va ad affrontare addirittura con gabbia e muro. Vediamo dunque se ci sarà l'ennesimo duello in famiglia con il cognato Ludger, che è già qualificato. Non sembra per il momento avere problemi Meredith Michaels-Beerbaum, che affronta con estrema disinvoltura la doppia gabbia e il pubblico si accorge dell'elevazione della potenza di Checkmate e sportivamente dispensa un applauso a Meredith Michaels-Beerbaum, che si qualifica, settimo binomio qualificato per il barrage. Meredith Michaels-Beerbaum, Germania, in sella a Checkmate. Ancora 5 binomi prima della conclusione del percorso base e ci sono ancora nomi importanti. Naturalmente per ultimo vedremo in campo colui che è stato il migliore nella categoria tempo di qualificazione, vale a dire l'olandese Gerco Schröder con Eurocommerce Milano. Ma intanto altro cavaliere di gran classe, Jos Lansing per il Belgio, monta Tabel van Sombeke, una femmina di 11 anni. Possiamo dire che Jos Lansing gareggia in casa perché attualmente difende i colori del Belgio, però è nato in Olanda. Per lui una carriera già molto prodiga di soddisfazioni. Ricordiamo la medaglia d'oro a squadre all'Olimpiade di Barcellona e poi un bronzo sempre con la squadra nel 2002 ai campionati del mondo a Jerez della Frontera. Cavaliere molto apprezzato, anche per lo stile. Anche i grandi possono sbagliare, ricordiamo il grande sigillo lasciato ai campionati europei di La Baule nel 91. Non una delle pagine più felici, questa scritta da Jos Lansing, che dunque dice addio al barrage. Momento di grande difficoltà in prossimità del muro, poi saluta e si ritira. Esce Jos Lansing ed entra Jessica Curtin per l'Irlanda. Monta Quibel, femmina di 12 anni, figlia di Kidam de Revel, dunque uno stallone importante per
Quibel, molto affiatata con Jessica, autentica giramondo, nata nel 69, per lei 38 Coppe delle Nazioni con 9 vittorie, ha partecipato ai giochi di Atlanta e poi a quelli di Atene. Spesso e volentieri si è tolta delle soddisfazioni anche al cospetto dei migliori del panorama internazionale. Gabbia e muro. Verticale di barriere in bianco e rosso superato. Ora doppia gabbia rustica. È arrivato l'errore proprio sul penultimo ostacolo, sembrava avviata verso uno zero tondo tondo. Jessica Curtin conclude invece con 4 penalità, sbuffa e non può essere soddisfatta. Certamente Quibel ha saltato bene, però probabilmente Jessica si è autoaccusata di quell'errore. Carezze per Quibel e una tiratina d'orecchi per se stessa. E questo è il profilo inconfondibile di Michael Whittaker, un altro dei grandi di questa specialità. Il cavaliere inglese monta Portofino, che è una femmina di 12 anni di origine olandese. Michael Whittaker, uno dei leader di una famiglia interamente votata al salto ostacoli, con il fratello John, fatto un po' la storia del salto ostacoli inglese degli ultimi anni. Per lui medaglie ai campionati del mondo con la squadra, poi ai giochi olimpici, ricordiamo argento a Los Angeles in sella ad Amanda, un'infinità di medaglie ottenute nelle rassegne continentali. E proprio con Portofino lo scorso anno è stato il valido runner-up di Meredith Michaels-Beerbaum nella finale di Las Vegas. Secondo posto per lui, una ritrovata voglia di essere competitivo grazie alla sua verve, a quella di John e a quella di Nick Skelton e soprattutto alla forma di Robert Smith. La squadra inglese è tornata a essere competitiva dopo un periodo opaco. Facile come bere un bicchiere d'acqua ottenere il passaporto per il barrage da parte di Michael Whittaker. Whittaker e Portofino, ottavo binomio qualificato. Ed ora ancora 2 firme importanti da vedere. Rolf-Goran Bengtsson per la Svezia e Gerko Schröder per l'Olanda. Giustamente la riproposizione di alcuni salti perfetti di Michael Whittaker, che rivedremo più tardi in barrage. E adesso seguiamo lo svedese Rolf-Göran Bengtsson, che monta McKinley, cavallo di 12 anni di origine olandese. Bengtsson ha una grandissima esperienza, è nato nel 1962 ad Atene, medaglia d'argento con la squadra. E sempre con la squadra nel 2001 medaglia d'argento ai campionati europei, bronzo a livello individuale, abbiamo visto anche al campionato continentale di San Patrignano. Cavaliere di grande mestiere,
Rolf-Göran Bengtsson. Arriva l'errore su quel verticale con cancello e barriera. Sembrava un po' distratto McKinley in quella circostanza, richiamato all'ordine dal cavaliere svedese, e ora sembra rispondere bene al suo interprete. Gara però compromessa proprio in virtù di quell'errore su quel dritto. Un netto che era certamente alla portata di McKinley, che ha dimostrato di avere mezzi non comuni. Lo dimostra anche di fronte alla doppia gabbia, parte conclusiva del percorso, ancora un salto per Bengtsson. Peccato, per quell'errore non si qualificano per il barrage. Per ora i qualificati sono 8. Obiettivo rivolto all'unico errore di Rolf-Göran Bengtsson, molto accigliato. Vediamo se i qualificati saranno 9. Tocca a Gerko Schröder, olandese. L'applauso del pubblico per lui, che monta Eurocommerce Milano, una femmina dal mantello sauro di 12 anni, di origine olandese. Gerko Schröder, anche per lui una famiglia coinvolta a 360 gradi nel mondo dell'equitazione, anche il fratello cavaliere di livello internazionale. Lui è nato nel 1978, ha vinto 2 Coppe delle Nazioni su 16 partecipazioni con la sua squadra. Anche a livello giovanile nel 99 Gerko Schröder si era messo in luce vincendo la medaglia d'oro individuale e a squadre ai campionati europei Young Riders. L'essere stato il migliore nella categoria tempo di qualificazione del venerdì dà a Gerko Schröder la possibilità di entrare in campo per ultimo, dunque avendo tutti i punti di riferimento possibili, e questo varrà ancora di più al momento del barrage, ammesso che il cavaliere olandese porti a casa il netto. Tutto fa presagire che ci possa riuscire, anche vista la facilità con cui ha superato la gabbia il penultimo ostacolo. Ancora un salto e poi il pubblico potrà tributare la giusta ovazione per Gerko Schröder e per Eurocommerce Milano, 9° binomio qualificato. Ora una breve pausa e poi seguiremo il barrage. A fra pochissimo. Nove binomi qualificati per il barrage del Gran Premio del concorso ippico internazionale di 's-Hertogenbosch in Olanda, penultima tappa della zona dell'Europa occidentale della Coppa del Mondo di salto ostacoli. Apre il barrage il campione europeo in carica, il tedesco Marco Kuscher, che monta Cash. Per lui l'ingrato compito di entrare in campo per primo, e c'è già il primo errore frutto di una tattica
che non può prevedere strategie. Marco Kutscher ha tentato di prendere i propri rischi e sta pagando a caro prezzo quell'ardire, già 8 le penalità. Superato l'ultimo ostacolo, il primo riferimento che abbiamo, i 2 errori di Marco Kutscher e Cash. In questo barrage sono 7 gli ostacoli da superare, 8 però i salti, compresa una combinazione, una gabbia. La lunghezza del tracciato è di 280 metri, il tempo accordato è di 48 secondi. Ricordiamo ancora i qualificati: oltre a Marco Kutscher per la Germania, l'olandese Jürgen Stenfert, che vedremo fra poco, poi per la Gran Bretagna Ben Meyer, per l'Olanda Piet Rijmakers Jr., per la Germania Ludger Beerbaum, quindi ancora un portacolori tedesco Markus Henning, l'altra tedesca Meredith Michaels Beerbaum, l'inglese Michael Whittaker e a chiudere l'olandese Gerko Schröder. Adesso tocca a Jürgen Stenfert, che fra quanti hanno ottenuto l'accesso al barrage era forse il meno accreditato. Un risultato a sorpresa ma meritatissimo in sella a Octavia, cavalla dal mantello Sauro di 10 anni, figlia di Just de Pomme, cavalla di origine olandese. Il pubblico di casa, come di consueto, sottolinea con disappunto ogni errore di un loro beniamino. Stenfert è nato nel 1960, non ha particolari risultati all'attivo. Conclude comunque con piena soddisfazione e 4 penalità. Poteva far meglio, sembra voler dire il cavaliere olandese, però dobbiamo aggiungere che per lui è già motivo di vanto essere fra i migliori. Rivediamo l'errore di Jürgen Stenfert mentre è inquadrato l'inglese Ben Meyer, che monta Miko, cavallo di origine olandese, Sauro di 10 anni, cavaliere molto giovane, classe 1983, che ha ottenuto la medaglia d'argento nel 2004 ai campionati europei Young Riders, una promessa che in diverse circostanze ha tentato di fare lo sgambetto agli atleti più esperti del circuito internazionale. Ben Meyer comunque, senza timori reverenziali, va ad affrontare con grande grinta la parte iniziale del percorso, una velocità di base notevole e poi l'attenzione a guadagnare dove è possibile qualche decimo di secondo prezioso. Vi ricordo che in caso di parità di penalità fra 2 o più binomi classificherà il tempo impiegato proprio su questo barrage. Un brivido per Ben Meyer, che comunque conclude con il netto, è il primo doppio netto di questo Gran Premio di 's-Hertogenbosch. Dunque annotiamo anche il tempo stabilito da Miko, che è di 38,98. D'ora in avanti chi vorrà giudicarsi questo Gran Premio, questa frazione di Coppa del Mondo, la penultima per la Lega dell'Europa occidentale, non dovrà commettere errori sugli ostacoli e dovrà essere più veloce rispetto al 38,98 registrato dal giovane cavaliere inglese. La sfida è subito raccolta da Peter Rijmakers Jr. per l'Olanda. Monta Rashin, cavallo stallone di 10 anni, annoverano.
come spesso accade, padri e figli impegnati nella stessa gara, con grande trepidazione da parte di chi è fuori, ai bordi del campo ostacoli. Per il momento sembra più lento rispetto a Ben Meir, e c'è anche l'errore sull'elemento di ingresso di quella che è diventata una gabbia, unica combinazione di questo barrage. Ha un po' mollato nel finale, 4 le penalità nel tempo di 42,56 e dunque scivola in terza posizione. Sembra comunque contento di quanto fatto in questo pomeriggio a 's-Hertogenbosch. Ma adesso sta per cominciare il bello, intanto la regia si sofferma ancora sull'errore di Peter Reimakers Jr. Adesso tocca a Ludger Beerbaum per la Germania. Monta Gladys, femmina di 14 anni, la figlia di Grandeur. L'esperienza di Ludger Beerbaum